In queste puntate, 5.000 arbui in più in città, pannelli fotovoltaici su vot scuole di Udin, i Sion Savoiviers di Alberto Savinio, gli appuntamenti delle settimane. Il comune di Udin ha da ora metti più di 5.000 nuovi arbui in le zone verdi della città. Un intervento che si insuaggia la politica ambientale portata in denaro dell'amministrazione con la resinte adesione al PAD dei Sindics, un documento a livello europeo che impone alle città di arrivare dentro dal 2020 a una serie di obiettivi di sostenibilità e efficienza energetica. Stando che uno di questi obiettivi è compensare le emissioni di anidride carbonica e migliorare la qualità dell'aria, una delle operazioni necessarie è che di portare più verde in dei parchi e in dei giardini. Gli operai dall'Ufficio per il Verde Pubblico stanno quindi lavorando per riempire le zone verdi di via Lombardia, via Val d'Incaroio, via Zilli e via Zucchi, con gli arbori che la forestale della regione ha fatto crescere dai sei vivars. Fin come sono stati già messi 3.000 e 2.000 che restano e saranno plantati dentro di questo mese di gennaio. A questo progetto per contrastare le fiette di cemento e asfalto si giunta un'altra iniziativa di sviluppare con la facoltà di agrarie dell'Università di Udine e con l'ARPA. In Piazza Rosof e in via Cairoli, dove che sono locali le centraline di rilevamento dei pulvini inquinanti, si pronteranno dei strops di rosis che commenteranno a sperimentare la loro capacità di sbassare l'inquinamento. Sempre fevelando dal PAD dei Sindics, un'altra iniziativa dal Comune va incontro agli obiettivi che l'Unione Europea e impone alle città più attenti alla sostenibilità ambientale. Il Comune sta avanti in denaro col progetto di limitare i consumi energetici e le emissioni dei sei edifici e dei sei mieci. In particolare, in queste settimane ha approvato il plan per placare pannelli solari fotovoltaici sui cuviers di vot scuole della città. L'iniziativa riguarderà in particolare le scuole elementari d'Orlandi, Rodari, Fritz e Boschetti Alberti, le materni Primo Maggio ed Artegna, il NIT Sacre Burache di via Bavasserie Medie e la scuola media Tiepolo. Secondo i calcoli dell'amministrazione, l'energia elettrica prodotta da implants e può dare sbastare dei bisogni delle scuole per ore nominali, con un impatto positivo sull'ambiente e uno sparagno di energia che si preserverà sempre di più dal tempo. Si può dare avvio di fin trimai di 17 di gennaio alle gallerie di arte moderne dal Palamostre l'esposizione Sogno per Sogno, dedicata a uno dei più grandi esponenti di arte italiana del Novecento, Alberto Savinio. Savinio di fatto era il nome d'arte di Andrea De Chirico. Anche lui nasciuto, tanto Giorgio, in Grecia a Atene dal 1991 a Roma dal 1952. La rassegna che viene presentata a Udin si reclama alle sue opere grafiche e partì di una querela del 1925 che mostra un gigante che si rimpine su un faro per arrivare a produzione che comincia a chiarare il surrealismo e che fa una vera preseade di André Breton quando arriva a similitudini in mostre a Parigi. Si arriva fino ai costumi di scena prontati per il teatro alla Scala dal 1951 e entranti in pleno dall'immaginari di uno degli artisti europei che hanno inserito di più di fantasie e di invenzione la pittura e la letteratura contemporanea. La mostra è un campionario delle tecniche grafiche d'opere di Savinio. Le 51 opere sono disegni a matite, a inglustri, acquarei e pastei, tutti partiti da quar per forme a immagini non conosciute, che nascono in fristium e vee. Si tratta di opere che si insuaggiano perfettamente tra il contesto delle gallerie di arte moderne, dove esistono dai più grandi patrimoni artistici di Udin, la collezione di Maria Luisa Astaldi, che mette ad un tesoro delle pitture del Novecento italiano che è pendente anche a Savinio. La mostra è curata dal direttore del Gammud, Isabella Reale, e dal critico Giorgio Chierici, che è anche l'editore del Biel Catalic curato di Luigi Cavallo. Gli appuntamenti delle settimane. Concerto dall'ensemble di musica contemporanea del Conservatorio Tomadini, diretta di Virginio Zoccatelli.
Musichis di Respighi, dalla piccola, Donatoni, Gubaidulina, Pert. Martar 6-12 di gennaio a Svote Miege di Sere al Teatro Gnuf. Concerto di piano a 6 mans, un palco all'opera. Parafrasi e fantasie su opere di Puccini, Rossini, Verdi e Bizet. Miercus 6-13 di gennaio a Vote Miege di Sere al Palamostra. Concerto di Paolo Fresu, Mistico Mediterraneo. Vinas il 15 di gennaio a Svot di Sere al Palamostra. The Cryonic Chants. Spettacolo de Societas Raffaello Sanzio. Sabide ai 16 di gennaio a Snuf di Sere al Palamostra.